benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Palermo il rione Bonagia è in fiaccolata per ricordare Paolo Taormina e dire basta a risse e sparatorie. Stasera allo Zen movida alternativa promossa dalla Chiesa. Intanto è caccia ai complici di Maranzano, mentre l'avvocata dell'assassino rinuncia all'incarico per divergenze con la famiglia. Una movida diversa è possibile, distribuita in più quartieri in città per evitare un unico caos notturno in centro e con i locali pubblici affiancati da iniziative culturali, l'esperienza di Amsterdam. A Canicattini Bagni, manifestazione silenziosa contro la violenza sulle donne dopo che un uomo ha ridotto in fin di vita a coltellate l'ex compagna. Telefono rosa Sicilia, bisogna denunciare i violenti e trovare il coraggio di parlarne in pubblico. Catania, la pista ciclabile di Librino trasformata in discarica, mentre i volontari americani di Stanza a Sigonella e il Rotaract bonificano il Parco Falcone. Storia e cultura secolari riaffiorano dal Monte Sant'Angelo di Licata, riprendono gli scavi nell'antica Finziade, l'ultima città fondata dai Greci in Sicilia. Domani torna su Rai 1 Macari, la serie girata in provincia di Trapani con un cast tutto siciliano. Al nostro TG Ester Pantano, la talentuosa attrice catanese che interpreta la giovane e ambiziosa Suleima. Calcio e Serie B, domani al Barbera la super sfida tra Palermo e Modena. Rosanero a caccia della vittoria che può valere il primato in classifica. In Serie C cresce l'attesa per il big match tra Catania e Salernitana. Massimino verso il tutto esaurito, trasferta vietata ai tifosi campani. Bentrovati a Palermo, fiaccolata nel rione Bonagia per ricordare Paolo Taormina, assassinato sabato scorso all'Olivella. Stasera allo Zen movida alternativa, quella promossa dalla Chiesa. Sul fronte delle indagini è caccia ai complici di Maranzano, mentre la sua legale rinuncia all'incarico. Maglio Viola. È sceso in piazza con le fiaccole in mano il quartiere di Bonagia, la borgata della famiglia Taormina. I ragazzi della zona ricordano Paolo a una settimana dal suo omicidio avvenuto all'Olivella nella notte fra sabato e domenica scorsa. Un quartiere si ribella alla violenza. Stasera invece va in scena la movida alternativa organizzata dalla Chiesa di Palermo. Il vescovo Monsignor Corrado D'Orefice riunisce i giovani di buona volontà nella piazza della chiesa del quartiere dello Zen. Intanto scatta un provvedimento del Tribunale dei minori nei confronti dell'assassino reo confesso Gaetano Maranzano. Non potrà più vedere la figlia. Rinuncia invece alla difesa per divergenze con la famiglia l'avvocato Rosanna Vella, che fino a ieri aveva rappresentato proprio Maranzano. Sul fronte delle indagini è caccia al branco. Il giovane dello Zen infatti era accompagnato, secondo la ricostruzione dei carabinieri, da altri 7 ragazzi del medesimo quartiere. Tutti sono stati ascoltati in queste ore, ma sulle posizioni di ciascuno sono in corso approfondimenti. I carabinieri stanno effettuando da ieri una lunga serie di perquisizioni alla ricerca di riscontri, alle ricostruzioni investigative, e 4 di questi giovani sarebbero già stati iscritti nel registro degli indagati, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Mentre gli investigatori continuano le loro ricostruzioni, entrano in vigore i provvedimenti contro la violenza, con il primo weekend di zone rosse nelle 3 aree individuate della movida di Palermo. Ieri sera vertice in prefettura per spiegare i provvedimenti agli imprenditori e chiedere la loro collaborazione. Ma una movida diversa, senza risse o addirittura sparatorie, è possibile? Sì, è l'esperienza che vive Amsterdam, ad esempio. Ecco i consigli dell'ex sindaco della notte della capitale olandese in visita a Palermo e al microfono di Lorena Dolci.
Una movida diversa è possibile, basta guardare l'esempio delle altre città. Lo chiediamo a Mirik Milan, per 6 anni sindaco della notte di Amsterdam, un consigliere del primo cittadino incaricato di gestire la vita notturna della capitale olandese, dove hanno ridotto del 20% la violenza collegata all'alcol. Gestire la vita notturna è molto difficile, non c'è una bacchetta magica, ma cominciamo con l'individuare i problemi e arrivare a soluzioni condivise da tutte le parti. Non so se la nostra ricetta è applicabile a Palermo, dove sono stato recentemente. La night governance, la gestione della vita notturna, è un modo per coordinare e centralizzare meglio tutti gli strumenti a disposizione. Ad Amsterdam ci sono numerosi distretti della vita notturna. È un concetto di 50 anni fa, quello di concentrare i locali al centro storico con l'idea di poterli controllare meglio. Ma il mondo è cambiato e siamo convinti che oggi occorra distribuire la movida su tutto il territorio. L'Olanda punta anche sulle attività culturali ed artistiche. Pensiamo che se i locali sono circondati da cultura, musica, letteratura e tutti i tipi di arte, è meglio che avere solo locali che vendono alcol a basso costo. Ad Amsterdam la chiamiamo cultura della notte, perché attrae più qualità nei frequentatori del centro. Cultura della notte, sì, bisognerebbe crearla, ma torniamo a Palermo. Si è consegnata ai carabinieri Maria Concetta Riina, la figlia maggiore del boss corleonese, era ricercata per estorsione. Maglio Viola. Prima notte in cella per Maria Concetta Riina, la figlia del boss di Cosa Nostra Totò, accusata di estorsione aggravata nell'ambito di una indagine della DDA di Firenze. La donna si è presentata spontaneamente ieri pomeriggio ai carabinieri della stazione di Villa Grazia a Palermo dopo che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal suo legale contro la decisione del Tribunale del Riesame di disporre il carcere. Maria Concetta Riina, la maggiore delle figlie del capomafia, è accusata dalla Procura di Firenze di aver minacciato 2 imprenditori in Toscana chiedendo loro denaro per conto del marito detenuto Antonio Ciavarello. Secondo la procura fiorentina, che si basa su un'indagine del ROS, Ciavarello in quel periodo, nonostante fosse rinchiuso in un penitenziario, riusciva a inviare con un cellulare messaggi sia alla moglie che agli imprenditori. Vittima dell'estorsione sarebbe un imprenditore del Senese che sarebbe stato costretto a consegnare una cesta di generi alimentari per un valore di 150 euro e 1000 euro in contanti. Una seconda estorsione sarebbe stata solo tentata ai danni di un altro imprenditore toscano del Pisano, che non avrebbe però ceduto. Tra i messaggi che sarebbero stati inviati alle presunte vittime, la donna avrebbe anche detto: "Noi siamo sempre gli stessi di un tempo, le persone non cambiano". Ma il GIP rigettò la richiesta di misura cautelare avanzata dal PM, per questo la DDA di Firenze fece ricorso, ottenendo l'arresto dal Tribunale del Riesame, ora confermato dalla Corte di Cassazione e reso esecutivo. Maria Concetta Riina è stata portata al comando provinciale per le foto segnaletiche e poi trasferita nel carcere di Pagliarelli. Nuovo tassello nella complicata vicenda giudiziaria della strage di Via D'Amelio. L'ex senatore Marcello Dell'Utri, già condannato in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, risulta indagato a Caltanissetta per concorso nella strage in cui morirono il giudice Borsellino e gli agenti della scorta. Nel fascicolo, a suo tempo, era iscritto per lo stesso reato anche Silvio Berlusconi. Ma questo nuovo capitolo non avrà sviluppi. Dall'agosto del 2024, infatti, i termini dell'indagine sono scaduti, la procura non può più indagare e, secondo quanto si è appreso, si avvia a chiedere l'archiviazione. A Canicatini Bagni, manifestazione silenziosa contro la violenza sulle donne, dopo che un uomo ha ridotto in fin di vita a coltellate l'ex compagna. Per lui oggi interrogatorio dal giudice delle indagini preliminari, Francesco Aloi. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Paolo Passarello, l'uomo che lunedì scorso ha coltellato l'ex compagna. Nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha detto che nella sua memoria i minuti dell'aggressione sono offuscati. Ieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico al braccio e pertanto non era nel pieno della propria capacità.
Il 34enne resta in carcere a Cavadonna, accusato di avere tentato di uccidere Carola, la donna che diceva di amare, la stessa che poco tempo fa lo aveva denunciato per minacce. Intanto Canicattini Bagni, dove si è sfiorata la tragedia, è scesa in strada per tenere accesi i riflettori sulla triste piaga della violenza sulle donne. Speriamo che da non aggiungere Carola al triste primato delle altre due canicattinesi. Siamo stanchi di assistere a queste scene. Più di 70 le donne uccise in Italia in 10 mesi. Non tutte purtroppo trovano la forza di denunciare, a volte anche accettando le scuse finte di chi le maltratta, ma fondamentale è chiedere aiuto. Come intervenire e cosa fare di concreto? Sicuramente denunciare è la cosa fondamentale, su questo non si può prescindere perché, ripeto, la rete c'è, ci sono i CAV all'interno del territorio, ci sono i servizi sociali, ci sono le forze dell'ordine. E continuiamo su questo versante, dalle fiaccolate alle sentenze contro gli autori di violenze sulle donne. L'associazione Telefono Rosa Sicilia abbraccia e incoraggia le donne perché non restino in silenzio e trovino il coraggio di denunciare. Roberta Lunghi. Le fiaccolate a sostegno, un movimento culturale che tenta di spingere a partire dalle scuole per sensibilizzare i più giovani, fidanzati, compagni o mariti di domani contro la violenza nei confronti delle donne. E poi ci sono le sentenze che rafforzano il concetto che denunciare e parlare è fondamentale, come quella del Tribunale di Catania che ha inflitto 16 anni al santone Pietro Capuana, 79 anni, accusato di abusi sessuali su minorenni che, secondo la procura etnea, sono stati consumati in una comunità di ispirazione cattolica. Gli imputati dovranno anche risarcire le 14 parti civili e tra queste l'associazione antiviolenza Telefono Rosa Sicilia. Il massimo della pena inflitta agli imputati rappresenta non soltanto un riconoscimento per le vittime che hanno avuto il coraggio di raccontare l'indicibile, ma anche per tutte quelle ragazze e quelle donne che in silenzio continuano a subire violenze, soprusi e manipolazioni. Per l'associazione antiviolenza ogni provento serve a rafforzare la sua rete di assistenza alle donne. Vogliamo rinnovare la nostra vicinanza a tutte quelle donne il cui coraggio e la cui determinazione sono state essenziali per il raggiungimento di questo risultato. Con questa sentenza vincono la verità e la giustizia e soprattutto vincono quelle donne, quelle giovani donne che, nonostante il dolore e le violenze subite, hanno deciso di non tacere. La politica regionale è al centro del dibattito nella nuova puntata de Il Punto, l'approfondimento di Luca Ciliberti, oggi in diretta alle 14.30 su Telecolor e domani in replica alle 14 su Antenna Sicilia. Si parlerà della crisi sfiorata nella maggioranza di centrodestra e della finanziaria quater sforbiciata in aula dai franchi tiratori e dal voto segreto, dei cambi di casacca nelle amministrazioni locali e soprattutto delle politiche nelle nomine della sanità. In studio numerosi deputati regionali, giornalisti e in collegamento in diretta il convegno dei Fratelli d'Italia a Catania, dove sono riuniti i vertici regionali e nazionali del partito di Giorgia Meloni. Proseguono le ricerche dei migranti dispersi nel Mediterraneo dopo che il barcone su cui viaggiavano si è capovolto nelle acque maltesi a 50 miglia a sud-est di Lampedusa. Finora sono state tratte in salvo 11 persone, è stato recuperato il cadavere di una migrante di 25 anni incinta al 7° mese. Secondo le indicazioni dei naufraghi sono una ventina i compagni di traversata scomparsi tra le onde. Andiamo a Catania per mostrarvi le condizioni della pista ciclabile fantasma di Librino. Da queste parti non c'è traccia di ciclisti, ma solo incuria e degrado. Il tour della vergogna nel servizio di Tonino De Mana. Dal tortuoso saliscendi di via Santa Sofia al percorso acquatico all'altezza di Faro Biscari.
ai rigogliosi cespugli di Librino. Cercasi ciclisti, anche occasionali a Catania, dove la mobilità sostenibile fa a pugni con l'amara realtà di piste impraticabili e quindi impercorribili. Da queste parti andare in bici equivale ad una sfida, uscire indenni è già una vittoria. Quello che vedete è il percorso avventura attorno a Viale Moncada, dove naturalmente non c'è traccia di ciclisti e neanche di pedoni. Marciapiedi ricoperti di vegetazione spontanea, percorso ciclabile pieno di ostacoli, in curva manca un tombino, al suo posto un copertone, ed utilizzato solo da chi viene qui a scaricare rifiuti di ogni tipo. Sotto il ponte che porta agli orti urbani di Librino si assiste ad un tracciato horror con una maxi discarica di pneumatici, sanitari e spazzatura. I segni a terra non sono di bici, ma di auto e furgoni che arrivano, scaricano e se ne vanno. Non le manda a dire il consigliere del 6° municipio Iannone, che sollecita interventi urgenti di pulizia e di sorveglianza. I ciclisti non si vedono perché la pista è impercorribile, sterpaglie, erba spontanea, tutti interventi che l'amministrazione non ha mai fatto. Queste tra l'altro non sono state mai inaugurate e consegnate e per questo motivo non è possibile creare un piano di manutenzione ordinaria. Sono state spese decine di migliaia di euro per la realizzazione di queste piste ciclabili e probabilmente ce ne vorranno altrettanti per ripristinarle. A Librino la pista c'è, il parcheggio per le bici pure, ma mancano i protagonisti, i ciclisti, anche occasionali. Per fortuna sempre a Catania c'è dell'altro. Volontari americani di stanza a Sigonella e Rotaract bonificano il Parco Falcone. Parola d'ordine, condivisione, rispetto per l'ambiente. Ancora Tonino De Mana. Prima la pulizia, poi la tinteggiatura delle panchine. Volontari americani appartenenti alla NAS, Sigonella e Rotaract, Catania Ovest, protagonisti al Parco Falcone, nel tentativo riuscito di renderlo più vivibile e quindi accogliente. Ancora una volta, iniziative di solidarietà si sostituiscono al disinteresse e all'inciviltà di quanti utilizzano la piazza per abbandonare rifiuti di ogni tipo. Siamo qui per riqualificare questo parco e renderlo più accogliente. Iniziativa gradita dai fruitori del parco. Ci hanno ringraziato per questa bellissima iniziativa di volontariato. Alla sinergica azione di bonifica hanno preso parte anche un gruppo di giovani della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni che si sono uniti con entusiasmo ai volontari della base americana e al Rotaract. Abbiamo scelto questo parco, una bellissima struttura, per cercare di sistemarla un attimino e renderla più fruibile ai nostri cittadini. La giornata si è trasformata in un momento di condivisione e rispetto dell'ambiente, unendo culture e generazioni diverse nel segno della solidarietà e del bene comune. La storia torna a riaffiorare dal Monte Sant'Angelo di Licata. Riprendono infatti gli scavi nell'antica Finziade, che è l'ultima città fondata dai Greci in Sicilia. Un nuovo capitolo di ricerca che svela il passato produttivo del sito e coinvolge studiosi, studenti e volontari in un grande progetto di valorizzazione. Davide Sardo. Sul Monte Sant'Angelo di Licata la storia torna a respirare. Sono riprese le attività di scavo archeologico dell'antico abitato ellenistico romano di Finziade, l'ultima fondazione greca in Sicilia. Un luogo che dopo secoli di silenzio rivela nuovi tesori, tra questi la casa 19, trasformata nel II secolo a.C. in un laboratorio ceramico con forni, vasche e cisterne ancora ben conservati. Le indagini promosse dal Parco della Valle dei Templi di Agrigento si inseriscono in un progetto di ricerca e valorizzazione che coinvolge studiosi, studenti e volontari in un'esperienza di archeologia partecipata dove la conoscenza si costruisce sul campo giorno dopo giorno, scavando tra le tracce di un passato che continua a parlare al presente. Un'iniziativa che rientra nel Finziade Project, pensata per donare nuova vita e significato a uno dei luoghi simbolo della storia antica di Licata, rafforzando il legame tra comunità, memoria e identità culturale. Domani torna su Rai 1 la fiction Macari, girata in provincia di Trapani con un cast tutto siciliano. La 4ª stagione della serie mette insieme come sempre mare, misteri, ironia e tanta Sicilia. Ecco qualche anticipazione da Ester Pantano, la attrice catanese che interpreta la giovane e ambiziosa Suleima. Eva Spampinato.
Tra separazioni, ritorni e colpi di scena, Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, affronta una vicenda privata inaspettata e anche una piccola separazione dalla sua Suleima, la brevissima attrice catanese Ester Pantano. Torna Suleima cambiata, Suleima che continua a confermare il suo essere una donna che trova sempre il giusto compromesso senza mai sacrificare quelli che sono i suoi obiettivi e soprattutto i sacrifici che ha fatto fino ad adesso per diventare architetta. È cambiata la visione del trapanese, di quella zona, è proprio cambiato il turismo, sono successe delle cose bellissime. Un dramma che ci circonda, come quello che è successo da poco a Palermo. Questo è un po' un clima di terrore che quindi invita ancora di più le persone ad... Vedremo allora. Intanto è il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Palermo che domani affronterà il Modena al Barbera e il Catania che sempre domani accoglierà al Massimino la capolista salernitana. State con noi, vi aspetto. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che dopo la sosta domani affronterà il Modena al Barbera. Obiettivo sorpasso rosanero a caccia del primo posto. Marco Gullà. Sfida al vertice, sfida del gol, sfida che può dare un primo slancio verso il traguardo. Domani al Barbera, Palermo e Modena si giocano tanto, anche perché una vittoria potrebbe permettere ad entrambe di fare un ulteriore pieno di entusiasmo e fiducia. Il Renzo Barbera per l'occasione sarà tutto esaurito, non ci sono più biglietti disponibili, anche gli ultimi tagliandi a disposizione sono stati rapidamente venduti, probabilmente grazie alle previsioni meteorologiche che non prevedono più pioggia intensa come ipotizzato nei giorni precedenti. E sfida tra attaccanti, il modenese Gliozzi ha segnato 5 reti, mentre il rosanero Poyampalo ha realizzato 4 gol, decisivi e graffianti come pochi. Inzaghi però perde pezzi, dopo Bani che tornerà a metà novembre, si è fatto male anche Gyasi, l'ex Empoli ha accusato un risentimento muscolare durante un allenamento e dopo gli esami strumentali è stata riscontrata una lesione all'arto inferiore destro, tornerà anche lui tra circa un mese. Domani sulla tre quarti solito dubbio, Brunori sì o no? Ledo Aron e Palumbo però sono in grande forma e potrebbero partire dal primo minuto. A centrocampo sulla destra ci sarà Diachité al posto di Gyasi, Pierozzi arretrato in difesa assieme a Peda e Ceccaroni. Fischio d'inizio alle 15. Tutto pronto per Catania Salernitana, al Massimino arriva la capolista del campionato, ai rostazzurri il compito di fermarla e accorciare le distanze dal primo posto. Un solo dubbio di formazione. Poco fa ha parlato Mimmo Toscano, Francesco Triolo. Il big match della giornata, un duello che potrebbe estendersi al campionato, basterebbero questi due elementi per rendere Catania Salernitana al momento la partita delle partite. Difficile nasconderlo, in palio ci sono 3 punti pesantissimi. Ci siamo preparati bene, come ogni settimana, abbiamo dato la stessa importanza delle altre partite, perché credo che una squadra che vuole fare un campionato ambizioso, un campionato di vertice, debba dare la stessa importanza ad ogni partita. Sul fronte formazione l'incognita principale riguarda Ciccerelli, fermatosi a Giuliano, gli esami strumentali hanno scongiurato l'eventualità di lesioni muscolari, ma il giocatore non ha potuto allenarsi a pieno regime nei giorni scorsi, non dovesse partire dal primo minuto, il favorito per rilevarlo accanto a Lunetta è D'Ausilio. Pochi altri dubbi nel gruppo, rimasto privo di Raimo, fermato da un infortunio piuttosto serio in settimana, in difesa fiducia al terzetto formato da Ierardi, Di Gennaro e Pieraccini, così come a centrocampo Quaini va verso la conferma accanto a Di Tacchio con Casasole Donnarumma sulle fasce. In avanti il titolare sarà forte con Caturano pronto ad entrare a partire in corso. Mi aspetto una partita molto tirata, sarà una partita molto mentale, molto nervosa. Noi ci dobbiamo arrivare con la lucidità giusta, la consapevolezza giusta, la personalità giusta, giochiamo davanti al nostro pubblico, quindi è una cosa che dobbiamo sfruttare e alimentare durante i 90 minuti. Al Massimini ha annunciato il tutto esaurito per la gara di domani alle 14:30, sold out anche la Tribuna A, qualche biglietto è disponibile solo in Tribuna B e Tribuna Elite. E noi ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.